Siamo molto grati che queste persone che fanno parte di tanti club abbiano pensato per il Natale di devolvere a noi il loro impegno, la loro generosità con questa raccolta sia di alimenti che già arrivate nei nostri magazzini, sia nell'acquisto di buoni da poter poi spendere durante l'anno nelle varie distribuzioni locali. Ecco, sì, questo è un'ottima cosa perché ci aiuta, appunto, e ci garantisce, come dire, la possibilità di sostenere, di andare avanti nel nostro servizio. Parlando della mensa, l'hai definita un cenacolo. Vogliamo appunto vivere dentro la nostra sala un'esperienza anche di amicizia, un'esperienza di incontro, di relazione, che tante volte è in realtà poi il bene più importante che si può condividere ancora più volte del cibo stesso, perché il cibo può essere anche poi trovato, ma la condivisione, l'amicizia, la parola, questo è un bene che a volte non è così condiviso. Ecco. Posti sono circa una trentina, soprattutto adulti. Direi molto bello anche la condivisione dei volontari che sono sempre presenti con facilità. Abbiamo avuto anche di recente l'offerta da parte di alcuni del proprio tempo e quindi a volte a me sorprende proprio come vi siano, direi, un numero numeroso e per noi più che sufficiente di persone che si danno la loro propria disponibilità. Anche quest'anno tanto impegno. Sì, tanto impegno ma anche tanto aiuto da parte dei 35 club che hanno collaborato. Devo dire che il lavoro è corale, è condiviso sia nelle riunioni preparatorie che in tutto il lavoro singolo preparatorio. C'è la presenza di almeno 3 club, 4 club, quindi c'è veramente un lavoro di gruppo e corale. E siamo riusciti così a raccogliere 3.350 euro e quasi una tonnellata di beni alimentari, grazie anche a tanti esercizi che ci hanno dato una mano. Da loro abbiamo fatto poi buoni acquisto, presso i quali il sacerdote responsabile della mensa, che è Don Stefano Curotto, quest'anno la mensa beneficata era quella di Rapallo, potrà acquisire i beni alimentari deperibili.